Le temperature record di questi giorni hanno le ore contate. La nostra regione si prepara a un cambiamento significativo delle condizioni meteorologiche con l'ingresso di correnti più fresche che porteranno piogge anche di forte intensità. Martedì le temperature saranno ancora sopra la media. Da mercoledì però l'arrivo di correnti più fredde porteranno a violenti temporali e forti grandinate. Il tempo dovrebbe poi stabilizzarsi a partire da giovedì 2 luglio, grazie all'estensione dell'anticiclone delle Azzorre verso il Mediterraneo. Questo nuovo assetto favorirà un ricambio efficace anche della massa d'aria e un'attenuazione definitiva della morsa del caldo, con le temperature massime che si assesteranno su valori più gradevoli, compresi tra i 30 e i 32 gradi. Dopo 12 giorni di gran caldo che ha messo a dura prova il Veneto, assistiamo ad un cambiamento significativo delle condizioni climatiche. Già oggi possibili rovesci nei settori montani e pedemontani. Da domani, martedì, assistiamo ad un primo calo delle temperature e questo passaggio ad un clima più fresco è accompagnato da una fase decisa di instabilità. Per la giornata di mercoledì è prevista un'allerta per fenomeni intensi con il rischio di possibili temporali grandinate su tutta la regione. Vi raccomandiamo di seguire i bollettini ufficiali della regione, gli aggiornamenti e di adottare tutte le precauzioni. Da giovedì ci sarà un aumento delle temperature che saranno più adatte al periodo grazie all'anticiclone delle Azzorre.